seduti sui banchi dell'Istituto Agrario Sartor di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. In questa occasione però non ci sono gli studenti ma i professori, chiamati per una volta ad ascoltare una lezione anziché a tenerla. La materia è particolarmente strategica, si parla infatti dei consorzi di bonifica, di come sono nati, inquadrati e della loro evoluzione alla luce delle nuove normative regionali. Questo appuntamento di formazione vede coinvolti 29 docenti provenienti dagli istituti agrari del Triveneto ed è stato organizzato da Ambi Veneto in occasione della Settimana Nazionale della Bonifica, quest'anno in programma dal 13 al 21 maggio. Quest'anno abbiamo voluto dare un segnale diverso, cambiare qualcosa perché credo sia importante seguire i tempi. È stato per noi importante passare dalle uscite didattiche che abbiamo fatto con coinvolgimento di migliaia e migliaia di studenti in tutto il Veneto, quindi alla visite che gli studenti fanno nelle nostre sedi, nei nostri cantieri, nelle nostre opere principali, nelle idrovore, nelle centrali e quant'altro, a un concetto nuovo, cioè quello di far capire l'importanza che la bonifica ha avuto nel tempo, la trasformazione che ha portato la bonifica all'interno di questo territorio, del territorio veneto. Non ci sarebbe il Veneto senza la bonifica. E quindi era per noi importante far capire questo e sembra a noi estremamente strategico farlo capire attraverso questi corsi di formazione con gli insegnanti, perché si passi da un sistema di coinvolgimento diverso, cioè noi vorremmo pensare che siano gli stessi insegnanti che capiscono, che sia un po' perso nel tempo la praticità delle cose, far capire cos'è la bonifica, cos'è il territorio e soprattutto far capire che non ci sarebbe questo territorio senza la bonifica. Abbiamo circa 30 docenti coinvolti di tutti gli istituti del Veneto che seguiranno un corso di formazione che durerà 3 giornate importanti, dalle norme e la normativa che regola i consorzi di bonifica, qui decenni storici in avanti, fino ad arrivare alle nostre competenze, le funzioni principali come la sicurezza idraulica e l'irrigazione, però passando attraverso le norme e la gestione di un territorio estremamente importante. Quindi portiamo i consorzi dalle origini storiche all'attualità nel suo complesso. Realizzeremo non solo con i docenti, realizzeremo anche con i giornalisti del Veneto, con l'ordine giornalisti, realizzeremo un workshop veramente interessante, sia formativo che itinerante di visita, proprio sui temi della bonifica e dell'irrigazione, concentrandoci su una cosa: il consumo del suolo, la forte urbanizzazione e tutto quello che ne deriva sul nostro territorio. L'obiettivo delle attività di formazione dei docenti è promuovere nuove e ancora più consapevoli forme di educazione alla tutela del paesaggio, della biodiversità, dell'uso corretto del suolo e delle risorse idriche. I docenti chiaramente, una volta che sono formati, riescono a trasmettere questo sapere agli studenti in maniera molto concreta, reale, per agganciare quella che è la teoria, diciamo, della scuola alla realtà del territorio in cui viviamo. Quello organizzato a Castelfranco è il primo di 3 appuntamenti dedicati ai docenti e si inserisce all'interno delle attività pianificate nel quadro del protocollo d'intesa siglato lo scorso settembre tra Ambi Veneto e la rete delle scuole agrarie del Triveneto al Flormart di Padova. Il progetto prevede a partire dal prossimo anno scolastico anche attività di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi e sperimentazione diretta di processi ecologici. Degli allievi scelti nelle singole scuole, anche uno per scuola, che abbia la possibilità di seguire una formazione in aula con i tecnici di Ambi Veneto, che abbiano la possibilità poi di svolgere uno stage di circa una 70 di ore nei siti e che poi abbiano la possibilità di elaborare un loro progetto personale, un project work, in cui loro propongono, diciamo, un progetto che riguardi un aspetto territoriale o sull'irrigazione che hanno affrontato.